ora in onda Scuola Padana. Eccoci qui. Scusate, ero un po' distratto dal telefono perché mi è arrivata una mail. Siamo qui dopo 2 settimane di interruzione dovute ai palinsesti elettorali, eccetera, eccetera, che c'erano. Riprendiamo a parlare di scuola. Riprendiamo però parlando del riflesso che ha avuto la votazione sulla nostra ministra dell'istruzione, Stefania Giannini, che è ministro dell'università e dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Questa era adesso, io ne ho già parlato male a sufficienza, ma non più male degli altri, perché non era peggio della carrozza e non era peggio di Profumo, erano 3 che non erano stati messi lì solo per fare niente, e niente fanno e niente hanno fatto, ovviamente. E probabilmente questo tra poco non ci sarà più, però mi interessava un po' rifare il punto su come vengono bruciate queste stelle cadenti. La Giannini è Umbra, era la direttrice o presidente, adesso non so il termine, dell'Università per Stranieri di Perugia, un'università piccolissima, con 2000 iscritti, così come la Carrozza era preside di un'università di Pisa con 300 iscritti, tirate fuori da non si sa bene dove. E io avevo detto sì, questo è il momento dell'Italia centrale, della Toscana, perché anche Letta aveva studiato in quella scuola poi aveva il presidente del consiglio d'istituto che è Giuliano Amato, quindi tutto gira intorno, e mi ero stupito un po' di questo fatto che tutto girava intorno alla Toscana. Poi, rimeditando un po', ho fatto delle considerazioni che poi magari vi dico. Allora, la Giannini cosa ha fatto? Si è presentata alle europee con il simbolo di Scelta Europea e ha portato a casa una percentuale che per un ministro in carica è praticamente quasi zero. Ha preso in tutto 3.195 voti e la sua forza politica ha preso lo 0,7% Scelta Europea. Quindi il giudizio è che questo gruppo residuale dell'esperienza Monti ormai ha chiuso. E è così vero che lei stessa lo dice, cioè non è che la ministra si sottragga, dice è inequivocabile il significato di quello che è successo alle elezioni. Quindi il problema che adesso, un micro problema rispetto alla mole delle questioni che ci sono in ballo, è se questo ministro durerà o verrà sostituito da un altro, cosa abbastanza probabile, anche se Renzi ha già detto che non farà né rimpasti né modifiche al governo perché vuole andare avanti, eccetera, eccetera, sparato. Allora, ricordiamoci un attimino che cos'era 0,7%, cos'è stata l'illusione montiana, no? Cioè che un po' bisogna anche meditare su cosa succede nella vita, nel mondo, nelle nostre questioni. Allora, Monti era ministro tecnico nel 2013, era un ministro che era stato preso così, al di fuori di tutte le forze politiche, è stato preso e messo lì per meriti tecnici a fare il presidente del Consiglio, no? Questo dopo le dimissioni del governo Berlusconi, dovute adesso si dice, a complotti, a cose, comunque ci fu sicuramente una forzatura molto preparata, ben gestita e con una regia che aveva portato alla nomina in 448 di Monti a senatore a vita, quindi tutti i passaggi di questo insediamento erano potenti, potentissimi, sembrava proprio che tutti fossero convinti che sarebbe cominciata una nuova era. E Monti era lì. Monti è uno di Varese, è uno della Bocconi, un luminare della cultura economica e scientifica del nord, diciamo, per tanti aspetti. Quindi forse è stato l'ultimo tentativo del blocco di potere che ha in mano l'Italia, cioè il centro-sud, di usare un tecnico del nord per provare a rimettere a posto le questioni, ma evidentemente non ha funzionato. Cos'è successo? È successo che lui si è presentato già
il Presidente della Repubblica aveva sconsigliato Monti di fare un gruppo politico, però lui l'ha fatto lo stesso. Scelta Civica è stata presentata ufficialmente il 4 gennaio 2013 durante una conferenza stampa tenuta da Monti stesso, dove aveva specificato che al suo interno sarebbero state candidate solo personalità della società civile, mai elette in Parlamento. A formare la lista furono movimenti centristi e liberali come Italia Futura, Luca Cordero di Montezemolo, l'Unione del Trentino di Lorenzo De Lai, un gruppo di esponenti cattolici come Andrea Olivero e Andrea Riccardi, ecco, Riccardi l'avevamo già conosciuto, e alcuni ministri uscenti dello stesso governo Monti come Renato Balduzzi e Enzo Moavero Milanesi. Scelta Civica si è presentata in coalizione con l'Unione di Centro di Pier Ferdinando Casini e Futuro e Libertà di Gianfranco Fini e avevano formato 3 liste diverse alla Camera e una unica denominata Con Monti per l'Italia in Senato. La lista di Scelta Civica ottenne allora l'8,3%, 2.800.000 voti. 2.800.000 voti. Ecco, qui il numero di voti e le percentuali non combinano molto perché siamo davanti a un calo costante degli elettori. Quindi 2.800.000 voti di allora oggi sarebbero come percentuale molto di più. E leggendo, però la percentuale ovviamente ha il suo significato, perché eleggendo 37 parlamentari al Senato dove Monti era lui, solo con gente scelta da lui, ha ottenuto il 9,13% a livello nazionale. Cosa è successo? Che questo governo e questa forza politica ha avuto forti contrasti interni e non è riuscita a funzionare, al punto che il 17 ottobre del 2013 Mario Monti ha rassegnato le dimissioni da presidente di Scelta Civica per dissidi interni al partito. Questo quando già era avvenuto l'insediamento di Letta, l'insediamento di Letta. E il 15 novembre del 2013 il presidente pro tempore era diventato Alberto Bombassei, che mi sembra sia bergamasco, però Mario Mauro ha lasciato il partito. Le 2 componenti però continuano a fare gruppo unico alla Camera e al Senato. Il 16 novembre del 2013 sono stati eletti nuovi vertici e vicepresidente Stefania Giannini, la ministra dell'istruzione, come segretario. Ecco, il declino quindi è in tutte queste divisioni interne. Evidentemente anche i tecnici del nord non sono riusciti a acquisire un'egemonia all'interno del governo in Italia. Quindi diciamo, io lo dico così, forse è una sintesi un po' sballata, però sta di fatto che il nord non è stato capace né sotto il profilo, diciamo, dei grandi professori, né sotto il profilo popolare rappresentato dalla Lega, di acquisire l'egemonia sull'andamento della politica italiana. E invece vediamo, anche questa è una mia interpretazione, è vero che la Lega col 6% è risorta, però è un risorto all'interno di una crisi del ruolo egemonico del nord sulla situazione italiana, proprio anzi adesso tutti convengono che c'è una forte ripresa di tendenze centralistiche, fortemente centralistiche, quindi il percorso e la speranza, che adesso è il termine più usato, verso una padanizzazione dell'Italia intera, come aveva detto Calderoli 2 o 3 anni fa, cioè il fatto praticamente dell'egemonia del nord sulla politica italiana, per ora è assolutamente stoppato. Anzi, direi proprio che quello che si vede adesso è il centro Italia lanciatissimo,
Il centro con Renzi probabilmente è riuscito a attivare, e io un po' conosco la psicologia del centro Italia, che era rimasto fuori dalle beghe nord-sud, alleanze beghe nord-sud, mafiosi e industriali, e qui e là e su e giù, è riuscito a attivare l'energia del centro Italia, che adesso si è buttato fuori. Tantissimo del suo entourage, ministri, consiglieri, eccetera, eccetera, viene da lì, dalla Toscana, dall'Emilia, dall'Umbria. Anche questo ministro viene dall'Umbria, anche se non è del giro stretto di Renzi, e lui parla un linguaggio fuori dagli schemi classici. Io le ho dette queste cose anche a amici miei, così, con cui ho una mail list, quella che... E qualcuno mi ha detto, ma tu sei fissato con questa cosa del nord, del centro, del sud come aree, la tripartizione dell'Italia. Sì, io lo ammetto, sono abbastanza fissato nel vedere le dinamiche tripartite della vita politica, psicologica e sociale italiana. Però non riesco neanche a capire l'interpretazione per cui avrebbe vinto la speranza rispetto alla rabbia. Mi sembra un'interpretazione così troppo psicologica, ha vinto la speranza. Sì, ma la speranza è l'ultima a morire e quindi non muore mai. Però bisogna fare anche il punto delle situazioni. Quindi io sono d'accordo quando Salvini dice che ci siamo salvati da soli, però ragionando in termini di peso in Europa, per esempio, della Lega e del Nord Italia, passiamo da 9, mi sembra, a 5 rappresentanti, per cui oggettivamente c'è un calo della forza di rappresentanza. E quindi è anche ragionando non in termini di Lega, di vita Lega, ma in termini di ruolo egemonico del Nord nella vita politica italiana, direi che siamo nello stallo più totale. Già un anno fa si era visto quando la Serracchiani vinse in Friuli, e la Serracchiani è la vice segretaria di Renzi, quindi c'era già un segno che parecchia gente qui al Nord ritorna per motivi più diversi, non si fida più di Berlusconi, ha perso la potenza, diciamo, intorno alla Lega, e la Lega è il quarto partito in Italia, ma è il quarto partito anche al Nord, perché non è che se fosse il quarto in Italia ma il primo in Lombardia, uno potrebbe dire va bene, stiamo navigando bene. Il problema è che è il quarto in Italia perché è il quarto al Nord, perché davanti abbiamo Renzi, Grillo e Berlusconi, qui al Nord. Non parliamo poi di Milano città. Vabbè che Milano città rispetto alla realtà regionale lombarda è... Vabbè, io ho detto queste cose perché un pochino sulle elezioni qualcosina volevo dire, perché è stato un evento troppo grosso. E adesso torniamo un po', però volevo tirarmi su un po' il morale dal fatto che nella scuola abbiamo sempre gli scartini, e sono già 3 ministri che capiscono zero di scuola, sono forse più esperti di università. Io quando parlo di scuola parlo di elementare, media e superiore, la scuola, l'istruzione, quella che viene chiamata istruzione, che è distinta dall'università e dalla ricerca, e che è quella che mi sta più a cuore perché io ho vissuto una vita lì dentro e aspetto sempre il momento del cambio di qualche cosa di sostanzioso dentro la scuola dell'obbligo, cioè dove va la grande massa dei 500.000 bambini che nascono ogni anno in Italia, perché ne nascono 500.000, quindi fate il conto, solo alle elementari ce n'è 2,5 milioni, 1,5 milioni alle medie e altri 2,5 milioni alle superiori, e quindi queste sono 6 milioni e mezzo di ragazzetti, più le scuole prima dell'elementare, che adesso parliamo un po' di quelle, perché, ma così,
così, perché sono tutte ipotesi che girano, che sapete che abbiamo questo vecchio tema della riduzione del termine tardivo del diploma in Italia, perché da noi uno studente che non viene mai bocciato prende il diploma a 19 anni. In Europa lo prende a 18. Sono 15 anni che si parla di questo. Perché lo prende a 18? Perché in Europa dalla prima elementare al diploma ci sono 12 annualità e in Italia ce n'è 13, grazie al grande valore che si dà alla cultura, eccetera, 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 e all'enorme possibilità di spesa che ha lo Stato italiano. Allora noi facciamo 13. Non solo, ma noi facciamo 1000 ore l'anno mentre gli altri ne fanno 700 o 800. Questo è il punto. È una delle contraddizioni gigantesche dell'Italia. Allora, di finire prima, qualche ministro l'ha accennato, perché l'aveva accennato già Profumo, gli sono saltati addosso subito i sindacati, le associazioni, cioè. L'ha ridetto un pochino, perfino Renzi l'ha detto un pochino. Io aspetto che Renzi si pronunci in maniera chiara sulla scuola, e però la reazione è rabbiosa, è rabbiosa, sindacati, associazioni di insegnanti, eccetera, eccetera. E allora adesso sta circolando una nuova voce, cioè quale? Quella di cominciare la scuola dell'obbligo a 5 anni. Praticamente di ridurre di un anno il percorso, cioè no, di non ridurre il percorso di annualità, cioè sempre 13, ma di cominciare un anno prima e quindi di finire a 18 anni. E questa qui è diciamo, la via che si sta, però è una via così, che perché per cambiare davvero la scuola in maniera sostanziosa, cominciando a spingere oggi tutti d'accordo, ci vorrebbero 10 anni, forse, se bastano. Quindi da noi con l'indecisione che c'è e con le divisioni che ci sono siamo condannati. Quindi questa ve la dico così, ve la dico per farvi sentire, sì, apriamo pure le telefonate, per farvi sentire come quello che bolle un po' nella pentola, bolle poco. Sul piano puramente teorico, se volete vedere che cosa bolle nella pentola dei specialisti della scuola, andate sul sussidiario, nella sottovoce, sottocapitolo della cultura, c'è la scuola e ci sono centinaia di persone che intervengono. Prego, sentiamo un ascoltatore. Emilio da Bussasiccia. Sì, buongiorno. Salve. Allora, la sua analisi mi sembra abbastanza bene, però mi deve spiegare... Quale analisi, scusa? Quella che ha fatto lei sulle elezioni. Sì. Che adesso sono andati a sinistra, però un anno fa in Lombardia, parlo di Lombardia, un certo Maroni ha vinto portando la tesi del 75% delle risorse di tasse in Lombardia. Sì. Allora, come ce lo spiega? Come ce lo spiega lei, visto che lei sa, come mai in Lombardia, al nord, il 75% andava bene e ha vinto Maroni, adesso non va più bene? Allora io dico che la sua tesi può essere giusta, ma c'è qualcosa che non quadra. La ringrazio. Prego. No, ma io non pretendo di avere e di vedere tutti gli aspetti delle situazioni. C'è un altro ascoltatore, prego, sentiamo. Sono Alessandro da Genova, ma io volevo portare un attimo la mia esperienza di mio figlio che va alle superiori all'artistico a Genova. Sì. Da quando hanno informatizzato i registri elettronici, i voti, praticamente adesso non funziona il sistema e non sappiamo più nulla. Cioè i voti non vengono neanche più scritti, non sappiamo se salta tra virgolette la scuola, e non solo, c'è una cosa assurda, quello che non so se succede anche in altre regioni, in altri comuni, che a volte mio figlio prende il treno e può esserci ritardo del treno, nel senso che con i mezzi pubblici oggi non sappiamo cosa succede. Arrivati a scuola, se hanno 10 minuti di ritardo, lo fanno entrare nell'ora dopo.
Oppure addirittura se saltano 5 ritardi è tornato la giustificazione non far entrare a scuola. Cioè, è un assurdo questo del sistema scolastico italiano, che penalizza chi viene da distante perché magari c'è l'inefficienza del servizio pubblico e facendogli perdere un'ora, e in più oltre il disagio anche di un servizio elettronico che non funziona, e quindi noi genitori siamo sempre vittime tra virgolette del sistema. Grazie, ascolto per radio. Io ho detto 1000 volte che il vero problema qui da noi è che le ore di curricolo annuale e quindi anche settimanali sono troppe, e allora la scuola potrebbe tranquillamente cominciare alle 9 e finire alle 12:30. Anzi, la scuola elementare storica tradizionale cominciava alle 9 e finiva a mezzogiorno, 3 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio per 5 giorni. Totale 25. Quindi questi problemi poi del sovraccarico degli alunni, il problema dei pullman, le ore di punta, eccetera, eccetera, non esistevano, perché c'era una sfasatura tra gli orari scolastici e gli orari di punta degli uffici, una sfasatura perfettamente logica e perfettamente naturale. Purtroppo da questo orecchio non capisco perché non ci vuole sentire nessuno. Ho citato, ho portato esempi della scuola in Francia, in Finlandia, in Danimarca. Non c'è santo. Tutti lo sanno, sono uscite riviste che io ho citato, che hanno portato questi esempi, eccetera, eppure una vera campagna di massa, cominciando dagli studenti, perché sono schiacciati in un modo indecente, su questo punto non si vede. Non si vede, allora perché? Io dico perché i burocrati e i sindacati sono stati abilissimi nel fondere due problemi. Il problema dell'istruzione col problema dell'intrattenimento, cioè della custodia dei bambini piccoli, che sta molto a cuore alle mamme, ovviamente, come io ho sempre detto. Ma io ho sempre detto che la custodia dei bambini piccoli richiederebbe un'apertura della scuola maggiore di quella che c'è adesso, ma non obbligatoria, cioè la fa chi ne ha bisogno. Io per esempio, se ho i nonni che mi guardano il bambino, non metto il bambino a scuola fino alle 6 di sera, però se quest'anno il nonno non c'è più perché è morto e devo andare a lavorare, cosa faccio? Lo metto. E via dicendo, e quelli che non hanno questa possibilità lo fanno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci vorrebbe una scuola aperta dalla mattina alle 7 con un prescuola, cioè la scuola aperta e c'è il prescuola, poi iniziano le lezioni obbligatorie che devono essere massimo 4 ore consecutive, massimo, oppure 5 ma di 50 minuti, e allora siamo sempre lì, va bene lo stesso, con intervalli sostanziosi, e poi l'intrattenimento al pomeriggio facoltativo e con caratteristiche non di studio, magari di assistenza ai compiti in una parte del pomeriggio, di gioco, di riposo, differenziato da alunno a alunno, perché c'è quello che ha bisogno di dormire il pomeriggio e quello no, come è all'asilo praticamente, che c'è una gestione basata più sul gioco e sul relax, gioco e relax alternati in maniera... Anche se devo dire che la tendenza a introdurre dei corsi di studio all'asilo è in forte aumento, e secondo me è pericolosa, perché qualcuno si illude che per vincere la vivacità degli alunni bisogna mettergli addosso il basto più pesante, no? Per cui studiare matematica, studiare inglese. Allora, io dico, le differenze tra i bambini e le differenze nella velocità evolutiva dei bambini sono molto grandi, per cui ci può essere un bambino a 4 anni che sa leggere. Allora, proprio perché ci sono queste grandi differenze, sia nei livelli iniziali che nelle dinamiche evolutive dei bambini, ci vuole uno schema gestionale che distingue tra il minimo uguale per tutti e poi l'area discrezionale che varia da alunno a alunno. Io faccio sempre l'esempio: che differenza c'è tra una conchiglia e un vertebrato nella storia degli esseri, degli animali, eccetera, della vita? Prima c'erano le conchiglie che racchiudevano tutto, no?
e poi cominciarono a venire i vertebrati, cioè degli esseri che hanno l'ossatura interna piccola e un corpo che si può dilatare, essere molto diverso da uno all'altro, mentre gli scheletri sono abbastanza uguali, molto più vicini uno all'altro rispetto alle dimensioni corporee che variano dall'uno all'altro. Ora, questo fatto e questo consente un dinamismo molto maggiore, ovviamente, e una flessibilità molto maggiore. Adesso qui, l'ho detto 1000 volte, queste cose le ho spiegate 1000 volte, se andate a sentire le mie trasmissioni, gli articoli che ho scritto, ne ho scritti più di 100 di articoli, alcuni li trovate anche nella memoria proprio del sito Il Sussidiario. L'ipotesi adesso quindi però c'è l'Europa, allora fortunatamente al mondo c'è lo sviluppo ineguale, che per qualcuno è disastroso, secondo me entro certi limiti lo sviluppo ineguale va anche bene, e quindi in Europa le tendenze sono diverse. Addirittura in Finlandia, il paese che ha i risultati migliori per quanto riguarda l'apprendimento misurato sui ragazzi di 14-15 anni, la scuola comincia a 7 anni. Intendo la scuola dell'obbligo. Poi un genitore, una famiglia può aderire anche a corsi facoltativi preliminari, che ci sono, a 5 anni, a 6 anni, a 4 anni, a 3 anni, ma un conto è il facoltativo, dove il genitore valuta che cosa è utile, necessario, buono, positivo, che cosa si può smettere perché parti, provi e vedi che non funziona, togli, eccetera. Quindi la flessibilità e stabilire il nocciolo invece della uguaglianza. Questo vale sia per l'istruzione ma vale anche per gli stipendi, perché in tutti i paesi si scopre che c'è uno stipendio minimo, qualunque sia la professione che fa, escluso l'Italia, perché qui in Italia c'è i contratti diversi per ogni comparto e non addirittura, e c'è una differenza molto forte nel trattamento tra i dipendenti dello Stato e i non statali, a parità di mansione parlo sempre. Quindi trattamento, e non solo il trattamento stipendiale mensile, ma anche quello diciamo che riguarda la pensione, che riguarda il TFR, il trattamento di fine rapporto e via dicendo. Quindi da noi è un paese dove io lo chiamo il paese del duro mollismo, dove siamo troppo duri e contemporaneamente troppo molli, dove usiamo paroloni troppo cattivi e allo stesso tempo poi siamo troppo buoni, dove abbiamo fretta e poi stiamo fermi, è il paese di contraddizioni fortissime. Io o sono ipersensibile io che le sento troppo gigantesche queste contraddizioni che dovranno trovare un punto di approdo, oppure non lo so, oppure il tipo umano prevalente invece le considera normali. Sentiamo un ascoltatore. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Mariano da Paderno Dugnano. Buongiorno. Io ho mio figlio, salve, che ha 21 anni, sì, lavoratore, e vorrebbe iscriversi alla scuola serale l'anno prossimo. Solo che praticamente a scuola serale di Milano? Di dove? Come? Scuola serale di dove? Di Milano? Sì, di Milano. Del Solo comune, che praticamente gli hanno detto che non è più valida la giustificazione per assenza lavorativa, nel senso, lui smette di lavorare alle 6 tutte le sere, la scuola inizierebbe alle 5:30. Quella mezz'ora che perderebbe tutti i giorni non può essere giustificata, non può essere perché non vale più, non vale più la giustificazione e volevo sapere, ma quindi le scuole serali sono per lavoratori o no? O è cambiata la struttura? Non ho approfondito, ma ci sono stati dei grossi cambiamenti. Una volta le scuole serali erano uno dei fiori all'occhiello del comune di Milano, però erano piene anche di cose strane. Erano fiori all'occhiello perché ci andavano davvero i lavoratori per prendere il diploma, che non avevano potuto prendere da giovani perché avevano cominciato a lavorare molto giovani, da giovani, a 14 anni. Però poi queste scuole normalmente utilizzavano insegnanti del mattino e anche presidi, dirigenti,
che dopo aver fatto il mattino facevano la sera e arrotondavano i loro stipendi. Questa cosa dopo è stata proibita e quindi le scuole serali si sono molto ridotte e hanno dovuto assumere del personale loro. Io però adesso non so bene come sia, e sì, anche sugli orari degli alunni c'erano state diverse... Perché le spiego, mio figlio mi ha detto che il 70% delle classi ormai, perché gli hanno detto alla scuola, hanno più o meno 19 anni, cioè i ragazzini che non riescono a frequentare il diurno perché per voglia o perché perché sono sempre bocciati, perché non riescono a studiare, non hanno voglia di studiare, si spostano verso il serale e quindi le classi ormai si è abbassata la media, diciamo, anagrafica, hanno più o meno 19, 18. Sono ragazzi giovani così. Purtroppo io non ho le idee chiare. Il limite di età come era una volta, si ricorda? Sì. Non lo so, non ho l'idea di quanto sia il totale degli iscritti, di quante siano queste scuole. Magari mi informo meglio e ne parlerò la prossima volta. La ringrazio. Molto gentile. Grazie. Grazie mille. Buongiorno. Sì, la domanda del primo ascoltatore era quello che aveva detto non mi spiego come mai la gente avesse appoggiato Maroni che voleva il 75% e adesso approvi la sinistra. A parte che Renzi appunto è anomalo rispetto alla sinistra tradizionale classica, soprattutto a quella nordica a cui noi eravamo abituati, tant'è vero che il Civati, che è nordico, era contro di lui, è stato, diciamo, un avversario alle primarie perché il sinistrismo di Renzi è considerato anomalo, diciamo, nel mondo culturale tradizionale della sinistra. Assomiglia molto di più addirittura arrivano a disprezzarlo alcuni, a dire che lui è il Berlusconi, è un altro Berlusconi con lo stile, il modo di fare, il modo di gestire. Vedete poi le prese in giro che ha avuto da Crozza. Però evidentemente sia la gente dell'Italia centrale che l'ha sostenuto con più del 50% dei voti, cioè quindi è la gente che è molto in sintonia con lui. Guardate che avere più del 50% vuol dire che proprio il comune sentire dell'Italia centrale è assolutamente in sintonia con... Tant'è vero che io ho detto che in realtà qui è l'Italia centrale che esce da sotto il ponte in cui si era rifugiata per 40 anni, accettando il litigio, il dramma nord-sud che passava sopra, e loro prendevano comunque le riforme, no? Le riforme, i soldi dello Stato, eccetera, eccetera, però in modo composto. E adesso, visto che lo Stato è in crisi totale e c'è il rischio di perdere tutto, l'Italia centrale esce allo scoperto. E non ha preso il sopravvento con la guida di Bersani, che era molto più legato al sinistrismo tradizionale sindacale. L'Italia centrale è uscita fuori andando dietro a Renzi, che, guarda caso, e questo secondo me è l'elemento chiave, è in contrasto col sindacato e la CGIL non lo può vedere. Quindi non è una situazione leggibile nei termini classici del destra-sinistra. Anzi, secondo me la sinistra nordica, che al nord era sempre minoritaria, avrà delle sue belle eroi, ma io non lo dico perché lo auguro, perché io voglio trovare una sintesi. Sentiamo un ascoltatore nuovo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Mara. Da dove, scusi? Da Como. Allora, a me la cosa sembra abbastanza semplice. Allora, Renzi in centro Italia non ha fatto che prendere i voti che la sinistra comunque sia sempre preso, comunque le cose andassero, comunque qualsiasi roba succedesse, lì non li schiodi più aggiungendo qualcun altro, quindi mi sembra una roba semplice questa. Loro sono sempre stati di sinistra, rossi fino al midollo, e così continuano a essere,
e invece da noi al nord non ha fatto che raccattare tutti i voti di chi era ex Scelta Civica e anche di Forza Italia, insomma partiti di centrodestra. Guardi, io personalmente ho degli amici che hanno sempre votato diciamo a destra, Forza Italia, più che leghisti, perché il leghista comunque è più radicato. Questi vedono in Renzi, perché io ho sentito tanti che mi dicevano vediamo, lasciamolo lavorare. Sì, è l'atteggiamento diffuso, normalmente certo, più perché diffuso. Questo, noi probabilmente non siamo così radicali come l'Italia rossa del centro Italia, ma d'altronde questi qua hanno tutti i loro tornaconti con Coop, con gente piazzata, se tu hai i vantaggi, la sinistra ha saputo comunque dare vantaggi un po' a tutti, quindi questi voti non glieli schiodi, cioè, nonostante ci sia il Monte Paschi, nonostante a Bologna si sia visto un sindaco che si prendeva i soldi della gente, insomma della comunità che faceva shopping con la carta di credito, ma questo da noi invece viene punito, probabilmente non siamo così attaccati a certe cose, roba che invece loro sanno benissimo fare. Poi oltretutto Berlusconi c'è una cosa però che sul piatto d'argento, mi scusi, anche Berlusconi lo loda, lo imbroda, tutto quanto mi viene da pensare che vada bene così, e comunque c'è da dire che Forza Italia è inguardabile, se non cambiano veramente personaggi scompaiono. Però lei nel suo schema non si vede, non si capisce lo scontro Bersani-Renzi, e perché Renzi abbia vinto quando 6 mesi prima aveva perso, quindi c'è a mio parere questo fatto, e Bersani era dell'Emilia, non è che fosse lombardo o cosa, quindi ma era più questo scontro comunista, diciamo. Quindi vabbè, allora e poi lo scontro Renzi-sindacato. Allora il sindacato nella storia della sinistra e del comunista in particolare è una cosa gigantesca, enorme. Quindi un comunista. Secondo lei il sindacato cosa ha votato? Ha sempre votato Renzi comunque. Sì, loro dicono, ma sono molto più solidari. Sì, quindi però, a me questo scontro mi fa ridere, perché non è così. Non è così. Sì, però dopo chi va al governo deve governare. E allora se governa e fa cose andando contro il sindacato, come sembra, e la CGIL era già pronta allo scontro, non so se si ricorda pochi giorni prima delle quelli elezioni. Sono sempre pronti, anche alla riforma della pubblica amministrazione, ma mi fa capire, allora lui butta fuori tutti quelli che non fanno niente, invece siamo qua a tirare fuori gente in prepensionamento e ne mettiamo negli altri. Se questa è una riforma è solito assistenzialismo che c'è sempre stato. Sì, ma io infatti sono curioso, però siccome adesso tutta l'atmosfera è carica di aspettativa, no? Perché il ritornello è che ci deve essere il cambiamento. Allora io, siccome sento questo che c'è in tutti, e lo stesso Renzi dice adesso il cambiamento va fatto, sono sicuro che nei prossimi anno, 2, 3 cose potenti ci saranno, di tutti i generi. Non voglio fare profezie così azzardate, ma non basta più la lingua per risolvere le contraddizioni. No, ha ragione, robe potenti bisogna farle, ed è anche giusto in questa Italia che ci siano. L'unica roba che comunque lui sta anche facendo vedere che dovrà fare cose costose. Allora io mi chiedo, ma i soldi se ci sono, gli altri cosa hanno fatto? Si sono voluti male, non hanno fatto le robe. Qui che l'Italia sia un paese dove tutti comunque, ma dal primo all'ultimo, no? Nessuno si tira indietro, ci sono quelli che gridano nelle piazze, però proviamo a vedere dentro ciascuno di noi, se non cerchi di approfittare. C'è gente che prende di tutto e di più. Va bene, signora, scusi perché mi fanno segno che c'è un'altra che vuole intervenire. No, ma quello che dice lei ha senso. Non è che io, anzi, non è che pretendo di avere l'egemonia sulle interpretazioni. Ne metto lì quelle che vengono a me. Prego, sentiamo.
Buongiorno Presidente Bianchini, Buongiorno. telefono da Varese. Buongiorno. Io, per continuare il discorso che ha fatto la signora adesso, io dico che Renzi è una pedina di poteri forti, una pedina che arriva dal Bilderberg, da questi poteri enormi nel mondo che ci comandano. D'altra parte è impensabile che una persona nel giro di pochi mesi da sindaco sia diventato premier e adesso sia il capo del PD. Ci hanno spaventato con l'euro, perché l'euro, se usciamo dall'euro sembra che l'Italia precipiti nel baratro, e quindi molti anche lo spaventare la società con queste minacce, con queste cose che non sono vere, è tutta una cosa organizzata. Beh, Renzi ha delle capacità però, perché sa gestire sia la comunicazione, l'immagine. È istruito, e perché non istruiscono mai, noi non riusciamo mai a istruirci al modo giusto? E perché noi andiamo contro queste... ma noi perché non siamo capaci di produrre dei leader veramente potenti, eccetera, almeno al nord, perché io, anche se fossimo 20esimi in Italia ma primi in Lombardia, sarei già contento. Sì, anche con lei sarei contenta. però no, noi andiamo contro a queste idee di questi poteri andiamo forti, contro, però che bisogna anche avere qualcosa mondo. di proprio, non basta siamo andare troppo contro. vicini al popolo noi come idee, e ma non questo andiamo popolo bene. non si unisce. No, il popolo è disinformato, è disinformato, non vuole informarsi assolutamente, e poi quando c'è le trasmissioni politiche anche in televisione, te le manipolano al punto tale che ti mettono tutto in beatitudine, il cervello va in stato soporoso, la gente non capisce niente, sì, e si fida a quello che dicono. Vabbè, io penso che sia un'interpretazione un po' troppo pessimistica e catastrofista, ma comunque lei l'ha detta. Il risultato purtroppo è questo. Ma no, io invece penso che nella storia, se qualcosa di autentico c'è, si deve far strada nelle avversità. Non c'è niente che si fa strada, diciamo che il nostro sul piccolo... tappeto rosso di cosa. Sì. Ecco, noi abbiamo un Matteo Salvini che molto probabilmente è il personaggio chiave per questa nuova svolta, e chi ha capito lo segue, si rimbocca le maniche fino alle spalle e si dà da fare. Va bene, grazie, arrivederci, buongiorno. No, dicevo prima che dal punto di vista della Lega queste elezioni sono una vittoria, ma dal punto di vista dell'evoluzione del Nord nella politica italiana siamo sempre sotto quello che siamo già stati, quindi siamo in regresso. Prego, sentiamo il prossimo. Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Tutti invece imparino dai cittadini di Adro, in Franciacorta, che hanno rieletto un altro sindaco leghista infischiandosene delle balle che hanno fatto. Non so niente di questo, che com'è? L'Oscar Lancini. Sì. So, questo so. Chi è stato eletto adesso? Non so chi è stato eletto, ma è stato rieletto un altro sindaco della Lega, per cui i cittadini di Adro sono stati molto più intelligenti di tutte le balle che hanno raccontato su. Lancini l'hanno destituito, poi l'hanno riammesso, i centri sociali, ne hanno fatte su di tutti i colori questi bastardi, perché io li chiamo così, eppure i cittadini, perché noi bresciani e bergamaschi ci dicono ignorantonio, no? Però gli ignorantoni hanno eletto un altro sindaco della Lega e se ne sono infischiate di tutte le balle che hanno raccontato. Sì, restiamo per cui facciano così anche in altre parti della Padania. Infatti, se qualcuno, se un popolo è unito, non ce n'è. Il problema è che dovremmo esaminare un po' le nostre contraddizioni. Il PD con gli scandali che ha, una vergogna a Genova, a Torino, a Bologna. A Genova i sindaci costruivano le case nell'alveo del Bisagno. Chi gli dava il permesso? Glielo davo io o lei?
eppure i magistrati non hanno mai fatto niente perché sono coperti, perché hanno amici dappertutto, perché c'è la Repubblica, c'è la Stampa e c'è il Corriere. Non ci abbiamo scritto su Giocondo noi, e sarà ora di intervenire anche col nostro 6%. Ma se non hai il consenso conti zero. Vabbè. Grazie mille. Prego. Saluti. Sentiamo il prossimo. Sì, pronto? Sì, posso dire che non sentivo la sua mancanza, senza offendere, e posso dire che la sua analisi potrebbe farla benissimo Renzi. Cioè, se lei ha votato Renzi e sta facendo prosopea ancora dopo le elezioni per Renzi, io non sono d'accordo. Io penso da che dove Renzi... chiama lei? Scusi, così. Chiamo Ettore. No, da Draghi, dove? Draghi, da Voghera. Ecco, e penso che lei non dovrebbe parlare a questa radio, ma non perché dice delle cose di cui io non condivido una parola, ma perché fa una campagna senza dire che lei non la pensa come la Lega, che potrebbe parlare benissimo in qualsiasi radio, perché quando lei mi dice che i leader come Renzi noi non li abbiamo, ma per fortuna che non abbiamo leader come Renzi, che stanno dalle 8 di mattina alle 24 di sera su tutti i canali radio, televisioni, stampa, ma lei in che mondo vive? Ma si è accorto di come è stata fatta la campagna elettorale? Non ha capito bene quello che ho detto. Io ho detto che distingo tra l'andamento elettorale per la Lega, che è sicuramente una resurrezione, e l'andamento elettorale per il Nord, il quale, rispetto, è più indietro di quello che era 5 anni fa. Quindi ho distinto, ho detto il Nord non riesce a darsi un leader vincente, cioè che raduni il 50% della sua gente. Questo è il concetto che manca qui da noi, cioè noi siamo al nord il quarto partito, mentre invece secondo me se almeno in una regione fossimo il primo, mi sembra che nel Veneto forse siamo stati primi 3 anni fa, o in alcune città del Veneto, grosse città come Verona, ma con la maggioranza dei voti, cioè primo partito in una regione del nord, almeno in una ancora non siamo stati. E questo il problema. Infatti dicevo che bisognava distinguere nel bilancio storico tra l'andamento della Lega, che aveva il 10% 5 anni fa alle europee, con un numero di votanti maggiore, e tra l'andamento della Lega e l'andamento del Nord, cioè il Nord secondo me adesso è in una fase di stallo proprio, e il federalismo è in una fase di stagnazione totale, e in Italia spira un vento fortissimamente centralista a cui il Nord non riesce a opporsi, nemmeno minimamente, per ora. Non so poi cosa succederà, vedremo, si vedrà. Anche il destino di Renzi, per quanto lui sia bravo e capace di gestire le situazioni eccetera, è legato a quello che poi riuscirà a fare, e lo sanno tutti, non è che lo sto inventando io, lo sanno tutti e lo dicono tutti, e il fare vuol dire sempre produrre sviluppo economico e trovare i soldi per gestire le situazioni, e se non riuscirà a farlo crollerà e il caos sarà maggiore, e quindi poi le forze che si scateneranno saranno maggiori, penso, in tutte le direzioni, compresa quella che interessa a noi. Va bene, comunque se c'è qualcuno che è in dissenso rispetto a quello che dico, lo dica pure liberamente, senza avere ansie o cose. Io sono abituato da sempre a dire quello che penso io, ascoltando gli altri, senza forzare nessuno, senza prepotenze. E si vedrà. È vero, se parlassi solo di scuola, però anche di scuola, diciamo, io ho additato varie volte alcuni punti di vista e alcuni ambiti su cui bisognerebbe fare il lavoro, vedo che si viaggia poco, cioè si riesce poco a fare queste sintesi. Però
è così, se c'è qualcuno più bravo si faccia avanti, io non ho problemi, c'è qualcuno più bravo a definire le questioni scolastiche, gli obiettivi, la situazione del sistema scolastico, la condizione dei giovani, delle famiglie e via dicendo, lo faccia. Non ho problemi, ma d'altronde anche questa paura rispetto all'unanimità, cioè il desiderio di avere dei movimenti monolitici che parlano tutti allo stesso modo, eccetera, secondo me è un vetero desiderio, uno di quelli che funzionavano quando il mondo tutto era militare, armato, eccetera. Oggi lo vediamo in tutte le formazioni politiche che non è più così. Va bene, comunque l'ascoltatore di Voghera vuole aggiungere qualcosa? Sì, lei mi ha risposto, ma non ha parlato dell'informazione. Cioè, mi dia una risposta, ma l'informazione in questo paese, secondo lei, è equilibrata per poter dare spazio a qualcun altro di combattere contro Renzi? Però ricordo che 20 anni fa la Lega non aveva nessuno, eppure saliva come un missile. E l'informazione era 1000 volte più ostile. Vabbè, lasciamo perdere, tanto quello che è autentico si manifesta, quindi deve venire. E quando il Nord troverà una via, sarà capace di fare un bilancio di dove ha sbagliato e di dove magari sbaglia, sarà capace di darsi degli obiettivi raggiungibili a breve termine, medio termine e indicare quelli a lungo termine, probabilmente riuscirà a essere più efficace, come Nord, a unire forze capaci di diventare maggioranza. Maroni, qualcuno ha detto c'era riuscito, dicendo che voleva fare la macro regione col 75% delle risorse che restavano qui. Ha vinto, è diventato presidente, però purtroppo ha detto che adesso appena decade smette e si ritira dalla politica. Sono tutte riflessioni che dobbiamo fare tra di noi e chiederci le cose e trovare le vie. Va bene, siamo arrivati al termine, quindi c'è ancora un ascoltatore, prego. Sì, pronto, buongiorno. Sono Fabrizio di Sabbio Chiese, Buona Padania. Buongiorno. So che lei è abitato a Villanuova, mi sembra, no? Sì, sono nato, sono abitato lì da 2 anni fino a 18, sì. Pertanto è un po' valsabbino anche lei. Sì, Villanuova con la Valsabbia è un po' ai limiti, sì, comunque sì. Amano il lago, io no, devo dire, perché a me piaceva molto la valletta di Vaglio, che va su fino alle coste di Sant'Eusebio, mi piaceva tantissimo e la facevo spesso col mio motorinetto. E invece il lago non mi attirava per niente, vabbè, ma ero anomalo però, perché invece la maggioranza va a Salò. Sì, esatto, vanno al lago. Niente, io le volevo dire una cosa, perché lei mi sembra che abbia usato il termine speranza, no? Che Renzi ha colto ha detto questa ansia che c'è nel popolo italiano. Però io ho l'impressione, parlando con parecchie persone, no? Perché poi qui in campagna elettorale, essendo militante, ho cercato di avvicinarmi un po' alle persone, ragionare, vedere l'orientamento, però per me questa è la fase dell'illusione più che della speranza. Qui la speranza per me potevano averla fino a un paio d'anni fa, poi è arrivato Monti, ci ha dato una mazzata bestiale, e ho l'impressione che anche qui da noi, che lei sa che noi siamo gente pragmatica, gente di lavoro, gente che vede il futuro solamente se realizza qualcosa, invece noto che tentano tutti a scantonare quando parli di questioni serie. Per esempio Salvini poneva sempre questioni veramente toccanti, tipo l'immigrazione, il lavoro, la disoccupazione, gli imprenditori che si suicidano. E se tu gli parli di queste cose, loro dicono vabbè, ma adesso forse Renzi farà qualcosa, ma però Grillo ha ragione. Però mi sembra che la gente non voglia più ascoltare niente di costruttivo. Cioè qui ormai siamo al fatalismo, Renzi vale come un altro, lui è l'imbonitore del momento, è bravissimo con il suo toscano a gorgheggiare cazzate una dietro l'altra, va tutto bene, faccio tutto io, e mi sembra che sia un pifferaio magico. Io noto proprio questa disillusione nelle persone, mi fa paura, perché la gente prima era più convinta, più incazzata, e adesso mi sembra più suonatrice. Non so se lei ha colto questo, è la mia impressione. Io ho colto che il Nord, perché uso questa categoria,
non si fida più dei suoi dirigenti, cioè c'è un calo di entusiasmo nei confronti di un'autodirezione, e tant'è vero che siamo a metà di quello che eravamo 5 anni fa, e quindi c'è un motivo, secondo me, cioè c'è gente che ha fatto e non fa più, non ci crede più. Secondo me anche perché non ci siamo mai chiariti le differenze tra autonomia, indipendenza, federalismo, e portando avanti con coerenza uno dei 3 livelli o al massimo 2, e con metodicità, eccetera eccetera. Quindi adesso secondo me bisogna fare un bilancio serio di questi 30 anni di esperienza e cominciare a darci obiettivi realistici possibili, che vengono raggiunti nel giro di 2 anni, 3 anni, 4 anni, e su questa base costruire una classe dirigente capace che è in sintonia con i suoi cittadini. Se non fai questo, fra altri 30 anni ci daremo altre cose. Va bene, saluti, grazie a tutti, arrivederci, alla prossima. Avete ascoltato Scuola Padana. Dal 26 maggio all'8 giugno in Piazza Castello, aspettando Expo 2015, passeggiamo tra le bancarelle città di Milano, incontrando profumi, colori,